Stato di attenzione su tutto il territorio veneto per possibile criticità idrogeologica a causa di temporali dalle ore 14 di oggi alle ore 14 di domenica 16 agosto. Questo è il tenore della comunicazione inviata dalla Regione a tutti gli organi competenti per il fine settimana di Ferragosto, dopo che gli esperti hanno annunciato anche fenomeni di particolare intensità. Oltre 3.500 sono i volontari che sono già stati allertati oggi per domani, sono pronti a intervenire. Poi abbiamo anche la centrale operativa presso i vigili del fuoco che viene allertata nel caso che ci fosse bisogno, quindi la macchina è a posto, già allertata, e se c'è bisogno speriamo che anche loro possano stare tranquilli, siamo già pronti. Osservata speciale tutta la pedemontana trevigiana. La pedemontana, oltre ai forti temporali, alberi che possono cadere sulle strade e ostruire la nostra viabilità provinciale, ma anche quella comunale, c'è il problema naturalmente delle frane. Se cade una intensa piovosità, diversi millimetri in pochi minuti possono creare delle frane, in particolar modo sulla zona del Vittoriere, la zona di Tarzo e anche la zona verso il Grappa.